Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi venerdì 24 febbraio. Da molti mesi siamo ormai abituati a vedere operai all'opera per la stesura della fibra, nelle calli del centro storico di Chioggia, nel Corso del Popolo, sia nel centro storico di Sottomarina che nei quartieri più recenti. Indubbiamente, quando c'è un cantiere, che sia per la posa di una tubazione, che sia per riparare un tombino oppure asfaltare una strada, c'è sempre qualche disagio. Allo stesso modo, anche per la fibra, i disagi e anche le proteste non sono mancate, anche se i responsabili dell'installazione hanno sempre cercato di ridurre al minimo il disturbo nei limiti delle loro possibilità. Intanto però, giorno dopo giorno, sempre più abitazioni e attività sono state collegate agli armadi, che forniscono prestazioni elevatissime. Sesole è il commento di tanti che hanno il privilegio per primi di navigare sul web a velocità un tempo impensabili. Con l'allacciamento alla fibra si raggiungono tranquillamente i 930 megabit al secondo in download e oltre 300 in upload, contro i rispettivi 131 in download e solo 12 in upload. Il tutto di una buona connessione ADSL. Forse qualcuno si ricorderà quando si viaggiava con la linea ISDN. Insomma, si tratta di una vera rivoluzione, nota bene, senza alcun aumento in bolletta. Avere la possibilità di utilizzare un collegamento con queste prestazioni non significa solamente poter usufruire in modo migliore della visione di film, significa poter accedere al progresso. All'inizio dell'Ottocento i contadini inglesi sabotavano le prime ferrovie perché spaventavano le vacche, ma la rivoluzione industriale è partita da là. Pensiamoci quindi, prima di lamentarci troppo, di qualche buca che comunque prima o poi verrà sistemata. Allora, siamo alla Cama, Pescheria della Cama qua ai saloni e la Cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete che qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa pomeriggio. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress. Nel 2022 sono arrivate a Chioggia più navi da crociera che in 10 anni consecutivi e il 2023 si preannuncia ancora più performante. Infatti, oltre alla compagnia di navigazione Viking, che continuerà a fare scalo al Porto Vecchio dei Saloni per una decina di toccate, oltre a altre due compagnie di navigazione, la Evorim e un'altra, sono state prenotate ben 12 toccate da parte della compagnia di navigazione Azamar. Il primo arrivo della Viking è previsto per il 16 marzo, mentre l'Azamar, che avrà a disposizione 4 navi diverse, inizierà dal 14 aprile. Il porto di Chioggia ospiterà sempre una nave da crociera alla volta, in quanto non è possibile ospitare due navi contemporaneamente, in quanto la banchina è in parte occupata dalla storica società di cementi Rolcim. Le navi che non troveranno posto a Chioggia saranno dirottate alle banchine di Fusina e quindi le navi da crociera e quindi i croceristi arriveranno numerosi a Chioggia per tutto il 2023. Le associazioni di categoria dovrebbero impegnarsi, ventre a terra, e insieme, e non certo in ordine sparso, per fare in modo che parte dei turisti riconoscano la nostra località non solo come un semplice scalo. Da un report di Legambiente su uno studio dell'anno scorso, Venezia risulta essere la sesta tra le città più inquinate, sforando il livello dei PM10
per una settantina di volte durante l'anno. A riguardo è intervenuto il Partito Democratico con la sua segretaria Monica Sambo, la quale ha sostenuto la necessità di una legge speciale per la città di Venezia che permetta di riconvertire i motori inquinanti, anche nautici, verso un auspicato green. Si deve agire con urgenza mettendo in campo politiche efficaci contro tutte le forme di smog, ha ribadito il presidente nazionale di Legambiente, ricordando che in Italia i decessi dovuti all'inquinamento superano i 52.000. Si devono appoggiare politiche che limitino l'emissione di inquinanti da mobilità, investendo nel trasporto pubblico, da riscaldamento, industria e agricoltura. A Chioggia, su tutto il territorio comunale, è scattato il livello 2 rosso di allerta. Quindi divieto di circolazione 7 giorni su 7 dalle 8:30 alle 18:30 per i ciclomotori e motocicli Euro 0 ed Euro 1, per le autovetture ad uso proprio e i veicoli commerciali alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2, per le autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e per i veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5, quest'ultimo con limitazione solamente dalle 8:30 alle 12:30. Buongiorno a tutti e bentrovati al nuovo appuntamento che ci porterà a guardare in faccia un cambiamento che si prospetta entro domenica pomeriggio. Prima di parlarne però analizziamo brevemente la situazione che stiamo vivendo e che tutti noi ne sentiamo parlare. La siccità, una siccità che ormai è abbastanza pesante, che ci portiamo dietro dall'anno scorso, un anno che è stato tra i più caldi in assoluto, con scarsissime piovosità già dall'inverno precedente e quindi che sta mettendo in ginocchio, in seria difficoltà, sia l'agricoltura ma anche ovviamente l'acqua potabile per usi umani. Già molti comuni del nord-ovest stanno razionando l'acqua con le autobotti, la situazione si fa più complicata anche dal fatto che le Alpi non hanno un manto nevoso sostanzioso che quindi potrebbe dare una certa tranquillità per i mesi a venire. Quindi siamo qui a sperare che questo cambiamento che ci traghetterà nella prossima settimana sia proficuo sia in termini di nevicate ma anche di piogge democratiche su tutto il territorio del nord. Al momento il quadro sinottico della situazione non è ancora definito, nel senso che il minimo di pressione che si andrà sviluppando sul Tirreno tra il pomeriggio e la serata di domenica non è ancora ben collocabile dai modelli, ma possiamo quantomeno indicare la via. Innanzitutto che da qui a sabato avremo sostanzialmente tempo molto uggioso, variabile, nuvoloso, con molte nebbie sul territorio. Le temperature continueranno a crescere proprio perché una bassa pressione atlantica approccerà le coste appunto dell'Europa, creando le condizioni per l'inserimento di venti meridionali piuttosto sostenuti sul centro-sud Italia che faranno aumentare le temperature anche sul nostro Veneto. La fase clou del cambiamento si prospetta tra la serata nottata di sabato sul pomeriggio di domenica, quando una bassa pressione, quindi una depressione dall'est Europa, entrerà giocoforza nel Mediterraneo, creando appunto le condizioni per un ritorno in grande stile dell'inverno per qualche giorno, con temperature molto basse e anche di precipitazioni, che al momento sembrano essere più sicure e sostanziose anche in termini di innevamento sulla parte di nord-ovest. Per quanto riguarda il Veneto, la fase precipitativa al momento più sicura sembra tra le ore serali di domenica e la prima parte di lunedì. Avremo delle nevicate, naturalmente sull'arco alpino, sulle pedemontane, che sul Veneto dovrebbero testarsi al momento a quote collinari, al piano solo dal centro medio padano in poi. La situazione sarà in evoluzione per i primi giorni della prossima settimana, in quanto questa aria fredda continuerà a inserirsi dall'angolo est, quindi dalla Bora, e naturalmente però verrà mitigata nei giorni a seguire. Tutto ciò che succederà poi è ancora il vaglio dei modelli. Quindi, concludendo, qualche ora ancora in compagnia di un tempo piuttosto uggioso, tardo autunnale, prima dell'inserimento dell'inverno, e speriamo che porti comunque tanta pioggia. Ciao a tutti!
Beffed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Beffed. Beffed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Poca disponibilità di acqua in questo inizio del 2023, con un 40% di precipitazioni in meno di media rispetto agli ultimi 30 anni, il che si traduce in un allarme vista anche la poca disponibilità d'acqua attualmente nell'arco alpino. Fondamentale è diventato il ruolo dei consorzi di bonifica, che svolgono importanti interventi di gestione delle acque, e la conseguente sicurezza del territorio e sostenibilità. Il cambiamento climatico in atto ha un enorme impatto sulla risorsa idrica, con un conseguente effetto domino principalmente sull'agricoltura, ma anche sulla quotidianità e l'economia. I consorzi di bonifica si dicono preoccupati sull'inevitabile rincaro dei costi, quasi un raddoppio, conseguente al caro energia, e anche dell'urgenza di costruire invasi, mentre i finanziamenti tardano ad arrivare. Un'altra preoccupazione giunge dalla risalita del cuneo salino, che vede criticità in più fronti. Per il Brenta si stanno attendendo i presupposti per dare inizio ai lavori per la costruzione dello sbarramento. Al di là degli interessi dei privati, al di là dei contenziosi, l'obiettivo da non dimenticare è che la sua realizzazione andrà a salvaguardare un intero territorio e bisogna provvedere al più presto. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 24 febbraio, è la farmacia Star Pharma in via Madonna Marina, Sottomarina. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti! Alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni abbiamo ancora per qualche giorno una super mega iper straordinaria ultra offerta sugli zaini per la scuola elementare e per la scuola media a partire da 5,99 €. Li potete già vedere sulla nostra pagina Instagram, scegliere quello che vi piace di più, sperare che sia ancora disponibile e venire in negozio a prendervelo. Vi aspettiamo!